Nel cuore del Settecento, in una Sardegna lacerata da faide familiari e dominazioni straniere, nacque una figura tanto temuta quanto ammirata, Giovanni Fais. Nato a Nulvi nel 1708, Giovanni Fais era un uomo d'onore, ma anche un bandito. Tutto ebbe inizio con un delitto, l'uccisione di Don Giommaria Tedde, un nobile accusato di aver disonorato una donna, Donna Lucia Tedde dell'Itala. Giovanni e suo fratello Antonio vendicarono l'affronto. Ma solo Giovanni riuscì a fuggire. Da quel giorno divenne un fuorilegge, condannato a morte dal tribunale di Sassari. Si rifugiò tra le montagne, dove ritrovò proprio lei, Donna Lucia. Nobile, bandita, stratega. Insieme formarono una banda armata sfidando apertamente i Savoia, padroni dell'isola. Non erano semplici criminali. Fais era visto da molti come un uomo giusto, che combatteva per l'onore e contro l'ingiustizia. Agivano secondo un codice, difendevano i più deboli, colpivano gli oppressori. Banditi, sì, ma anche simboli di resistenza. Morì a Sassari nel 1774. Ma la sua leggenda non è morta con lui. Giovanni Fais, un uomo sospeso tra giustizia e violenza, tra storia e mito. Giovanni Fais, bandito, cavaliere, ribelle, tu cosa ne pensi? Lascia un like se ami la storia della Sardegna. Scrivi nei commenti eroe o fuorilegge. Iscriviti per scoprire altri personaggi dimenticati.